Eder. Mech. Pallister. Ieri Manuela è stata sentita in procura per circa 9 ore. Come mai? Allora, questo non lo so. Quando parlai con mia sorella qualche giorno fa, lei era già stata avvisata che sarebbe stata molto lunga. Questo qui sì, però non so minimamente di cosa possono aver parlato. Questo avviene pochissime ore dopo il sequestro del cellulare a tua nipote. Può esserci una connessione? Ma molto probabilmente sì, per dei chiarimenti sicuramente sì. Possono aver inciso quelle strane foto che avete scattato? Non strane per noi perché eravamo in un contesto di spensieratezza, nel contesto di quello che è successo, che noi non sapevamo, strane. Io non è che mi ero messo a giocare col cane, ero buttato per terra perché ero distrutto e non avevo voglia di andare a casa. Mi sono buttato per terra, il cane mi è venuto a dare delle schienate, mia sorella ha iniziato a fare le foto, ma mia sorella e mia nipote si sono mosse, il cane ha iniziato a prendere il largo. 5 foto a memoria. Hai sentito Manuela per avere sviluppi sulle ore passate ieri in procura? Ieri l'ho chiamata, il telefono era spento, non raggiungibile. I giornalisti mi chiamavano a me per sapere cose, ma io non potevo dire niente perché non riuscivo a beccarla. Stamattina gli ho solo mandato un messaggio perché non sapevo che ora fosse uscita, avevo paura che dormisse. Non ha visualizzato, o almeno sino a qualche minuto fa. Penso che si sia presa una bella mattinata di riposo. C'è preoccupazione in te? Più che altro preoccupato per il suo stato d'animo, conoscendo mia sorella che è molto sensibile, più di me. C'è preoccupazione in te? Per ora no. Alla fine, come succede nei film, mi è venuto in mente tante scene, tante cose, però sono cose vecchie. Per ora la cosa è stabile, diciamo così. Come succede nei film, nel senso che capita più volte che magari uno che ha commesso un delitto prova a incastrare qualcuno, che tengo sempre la macchina aperta. Ho detto che qualcuno se vuole, per ora più altro una battuta, non lo si dice, ma quelle lì sono 9 tracce biologiche che c'entra niente con possibili tracce ematiche o altro, e non ho saputo niente da 3 settimane. Io ritengo, anche a domanda di quelli che sono i miei clienti, se io avessi sospetti su di loro, la prima risposta che è stata ho detto sì. Ritengo che l'assassino è in quella scala, abitano in quella tromba di scale, e ritengo che i soggetti che hanno più interesse nei confronti di Pierina non possono essere altro che loro. È matematico che sia uno di loro. Ci mise non poca ansia quando ci disse questa cosa qui, tanto che io in privato gli dissi: Ezio, ma sospetti di me? Perché dimmelo. E lui mi ha detto: di te no. Poi so anche che ha ritrattato in televisione. Di mia sorella posso mettere la mano sul fuoco perché era con me, a meno che non mi hanno addormentato, era con me, per cui mia sorella non posso sospettare. I denti in procura, di questo non sapevo nulla. Tua nipote avrebbe sbagliato a indicare l'orario in cui sei andato via da casa. Zio, io ho questa memoria di queste lancettone 10-15, però c'è poco da dire perché quando te sei andato via noi siamo andati a dormire, per cui l'orario che sei andato via sei andato via. Queste bellissime foto steso a terra tua sorella le manda a te, ma le manda anche a tua nipote. Non sapevo che mia sorella l'avesse mandato anche a mia nipote, però siccome siamo stati insieme anche domenica, 2 giorni prima, io mi faccio sempre mandare le foto che fanno loro e penso che se le scambino anche tra loro due. Abbiamo fatto delle foto a San Marino, ce le siamo mandate. Cosa avete fatto voi tre in quella casa dopo la fine dell'adunanza e prima che tu andassi via? Ma allora, ovviamente chiacchiere, cosa ci siamo detti? No, perché abbiamo comunque continuato a spizzicare, era un modo per stare insieme in maniera spensierata. Luis in una precedente intervista, sbagliando, dice quella notte quando ho visto il corpo invece di dire quella mattina. Conoscendolo, proprio un lapsus, non è padrone al 100% della lingua italiana. Cioè, se voi volete prendere in mezzo lui, fatelo pure, però ha sbagliato, avrei avuto dei dubbi su un italiano. Una volta hai detto che avresti anche potuto essere stato tu a commettere l'omicidio. Sì, allora, è una cosa che dissi anche al procuratore. Io ho sempre pensato di mettermi nei panni degli altri, di chi vede le cose da fuori, e specialmente adesso che c'è questo, chiamiamolo boom mediatico, se io vedessi da fuori la situazione, mi verrebbe da dire, io sarei forse il primo tra i sospettati, perché da come si sta presentando la cosa davanti alla stampa, una persona da fuori per me è normale che penserebbe a me. Siamo attenzionati? Sì, in parte, perché come mi ha detto a me l'avvocato, mi ha detto te non t'hanno più sentito se non che all'inizio una volta. Allora in teoria forse non sono neanche più attenzionato. Io sono molto logico e a volte forse dico troppo la verità, parlo troppo, ma quello che penserei anch'io se guardassi da fuori. In una intervista recente Duilio ha detto che forse tu la sera dell'omicidio potresti essere passato da lui. Allora, io no, e penso neanche mia sorella, perché mia nipote ha detto quando sei andato via te noi siamo andati a letto e io sarei stato troppo pezzi per fare altre visite a quell'ora. Io no, certamente, mia sorella è andata a dormire, me l'ha detto mia nipote,
per cui non c'è andato nessuno. Io non ce le ho le chiavi, forse mia sorella che abita lì in zona, ma io non ce l'ho le chiavi di mio padre. Mia sorella potrebbe essere per prevenzione. Cosa avete fatto voi tre in quella casa dopo la fine dell'adunanza? Allora, non le rispondo cosa abbiamo fatto perché non mi ricordo, cioè, c'era un clima di serenità, questo proprio non me lo ricordo, sarebbe nel mio interesse dirvelo. Per il resto mia nipote è stata chiara, mi ha detto io ho ritrattato tutto perché comunque quando te sei andato via io sono andato a letto, non è che te sei andato via, poi sei ritornato su. Quel giorno lì mia nipote non stava bene, tra l'altro neanche mia sorella, e non è l'unica volta che è successo. Perché puntate sul fatto come se fosse un fatto unico? È successo tante altre volte, no. non è l'unica volta. Avessimo voluto creare un alibi, lei mi sbaglia l'orario? No, Naturalmente qualcuno pensa che tua nipote quella sera non è stata mandata apposta in modo che quando Pierina tornasse fosse sola nel garage. Ma lecito pensarlo, lecito. Luis non ricorda cosa guardava quella sera in TV, tu lo ricordi? No, allora televisione nulla, perché una volta che abbiamo spento il tablet non abbiamo guardato nulla. Io posso dirvi tutto quello che mi ricordo, ma era una cosa talmente normale. Ricordo tutto perché sono stato delle ore anche io in procura a ricostruire tutto con la chat. Piano piano la lezioncina che ho fatto col procuratore mi è entrata in testa, ma perché quelle sono le cose importanti. La lezioncina che mi sono fatto con il PM, perché insieme abbiamo guardato la chat, le varie date. Allora la lezioncina nel senso che ormai gli orari piano piano mi sono entrati in testa, sono scritti lì, li abbiamo guardati insieme io e il procuratore. Io le foto non ci avevo dato neanche peso. Non conta quanto mi sono arrivate a me, conta quando mia sorella me le ha mandate, cioè le foto nel suo cellulare, quello è l'orario che serve, 2 minuti prima. Con il procuratore abbiamo semplicemente usato come orario di riferimento il mio arrivo a casa, dove scrivo che sono a Nanna. Allora al procuratore gli ho detto probabilmente 40 minuti prima ero da mia sorella. Poi piano piano ovviamente abbiamo visto le chat insieme ed è lì che dico mi è entrata la lezioncina, perché gli orari piano piano vedendoli adesso li so raccontare bene, ma perché quelli erano importanti, non cosa abbiamo fatto in quella mezz'ora. Non so quanto mia nipote stesse al telefono perché ero concentrato su di me, specialmente nel momento che ero veramente a pezzi per la giornata di lavoro. Sicuramente questo è un aspetto importante perché se qualcuno avesse scritto qualcosa a noi... Da quanto avevi capito della relazione tra Luis e Manuela? No, non l'ho capito e spero che non sia così. Ritiro quello che ho detto sul protettore perché già ho parlato con Valeria perché in una trasmissione mi ha risposto. Il fatto del protettore non era riferito al classico magnazza, non so se si può dire, ma al proteggere mia sorella in ogni caso a occhi chiusi, a prescindere. L'errore è stato mio perché mia sorella mi ha detto una parte della telefonata e poi un'altra parte l'ho saputo dopo che era morta Piera. In quel giorno lì, con la confusione che c'era, ho fatto confusione io con i miei pensieri sicuramente. Il giorno dopo, sabato, io sono andato a trovare Valeria e Luis e a Valeria gli ho detto per favore ricostruiscimi bene cosa mi hai detto. E lei mi ha detto sta tranquillo, te si vedeva che era in buona fede, mi ha detto le telefonate sono state 2, una venerdì e una il sabato. Logicamente te hai sentito un po' di una, un po' di un'altra che ti abbiamo raccontato e il fatto della prostituta e del protettore non erano nello stesso contesto, per cui mi prendo la responsabilità io. Mia sorella quando sbaglia io sono tutt'altro che un protettore, anzi un giorno le dissi che se fosse vera questa storia di Luis e di mia sorella io sarei dalla parte eticamente di mio cognato. Questa è una cosa chiara che gli ho detta più di una volta. Questo qui ovviamente dopo la morte di Pierina. L'essere tranquillo è, come posso dire, una costruzione, ovviamente anche in questi casi qui. Cerco di mantenere un contegno, ma tranquillo non sono. Io davanti a mio padre devo minimizzare molto, sono molto ansiosa. Sì, devo minimizzare. Essere attenzionati non vuol dire che siamo stati noi. Logico che io posso garantire per me e per mia sorella che eravamo insieme, mentre lui e Valeria garantiscono per loro perché erano insieme. Ricordiamoci che lì ci sono 8 condomini, mi pare, che possono accedere a quel punto a cancello chiuso. Per cui ci potrebbero essere eventuali poco meno di 200 persone che potrebbero essere stati, con tutto il rispetto per quelle persone che non voglio mettere in mezzo. Mancherebbe il movente, ma noi che ne sappiamo? Purtroppo, guardando le cronache a volte o di quel che si sente, anche le persone più buone del mondo spesso e volentieri avevano qualcosa dietro. Nel caso di Piera mi viene veramente difficile pensare per il tipo che aveva, cioè era una persona attaccata molto ai fratelli di fede, alla famiglia, non aveva una vita al di fuori di quello lì.
Apparentemente mi verrebbe da dire che non ci sono i moventi. Prima mettevo la mano sul fuoco sul fatto che lui aveva sbagliato il vocabolo, che aveva detto, mi pare stasera l'ho vista. Sì. La mano sul fuoco non la posso mettere su nessuno perché posso garantire solo per me. La mano sul fuoco non la posso mettere su nessuno perché posso garantire solo per me. Solo per me. E mia sorella perché era con me. Conoscendo lui, che ha una cultura dove le donne vanno difese a prescindere e dove l'anzianità è un segno grosso di rispetto, al contrario nostro che cerchiamo di essere sempre più giovani, mi viene difficile pensare che una persona possa aver fatto questa cosa verso una donna anziana. Di cosa ha parlato ieri Emanuele in procura? È stata ascoltata come persona informata sui fatti e non si è parlato assolutamente della foto di Loris sul pavimento. Non si è parlato neanche del sequestro del telefonino della figlia, perché sono uscite altre notizie fake che addirittura si parlava che ci fossero state delle domande in merito al sequestro del telefonino della minore. Assolutamente non è così, perché appunto il telefonino ancora devono effettuare la copia forense, quindi non siamo nei tempi. Più che altro è stato un incontro anche col dottor Paci, di cui noi abbiamo massima fiducia per delle indagini, quindi la nostra assistita è stata ascoltata come persona informata sui fatti, non è indagata. È stata tenuta appunto sulla ricostruzione degli accadimenti di quella giornata, quindi parliamo del 3 e del 4 ottobre, quindi è stata una ricostruzione dei fatti e se Emanuela avesse qualche sospetto per aiutare le indagini, insomma. Quindi è stato un lungo confronto con il procuratore Paci e la mia assistita si è resa pienamente disponibile nei confronti appunto degli inquirenti e continuerà, voglio rimarcarlo, a collaborare con la procura tutte le volte che le verrà richiesto, assolutamente. È stata ascoltata sugli accadimenti della giornata del ritrovamento del cadavere, quindi del giorno della morte di Pierino, ma non a titolo assolutamente inquisitorio, ma a titolo di collaborazione ai fini dell'indagine. La nipote non andava spesso con la nonna, andava talvolta con la nonna. È normale che in un'età adolescenziale, quindi lei immagina che sicuramente cambiano gli umori, cambiano gli interessi anche della ragazza, quindi andava talvolta, vorrei precisare. Dopo l'incidente tra virgolette che è occorso a Giuliano, è andata più di rado la nipote. Il pubblico ministero, quanto è stata ascoltata la prima volta, gli ha fatto notare che c'era questa discrepanza di orari, poi ha verificato effettivamente dalla foto e da alcuni WhatsApp che praticamente difatti si era confuso, quindi è stata superata questa prima indicazione dell'orario da parte della nipote. La mia assistita era ieri in qualità appunto di testimone. È normale che se emergeva qualche notizia di reato, il codice di procedura penale prevede la sospensione immediata della SIT, quindi deve essere avvisato sia il pubblico ministero che era presente ieri insomma nella SIT e l'avvocato di fiducia. Quindi questo non è avvenuto perché naturalmente è stata una lunga chiacchierata con il pubblico ministero, molto lunga diciamo, su alcuni approfondimenti investigativi. Non è un interrogatorio ma è una SIT, quindi è stata sentita appunto come persona informata sui fatti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.